Sesta corsa, 3 anni, vincitori da 3 a 9.000 euro in carriera, autostart che sta per muoversi, countdown è a un paio di secondi dall'esaurirsi. Si va, sono in 7, 1660 metri da percorrere, 1 Glamour VF Marco Stefani, 2 Gold Antonio Di Nardo, 3 Gabriel Q Griff Marino Lovera, 4 Gaudì Trio Maurizio Cheli, 5 Gubbio Roberto Vecchione, 6 Gloripan Edoardo Bacalini, 7 Ginger Gad Carmine Piscuoglio. Macchina sulla curva di sinistra, vanno ad allinearsi tutti, non tocca l'ala Gabriel Q Griff, arriva per ultimo a rete Gold, si ritrae Gubbio, partiti. È veloce dal centro Gaudì Trio che prova a scavalcare Glamour VF e ci riesce. Poi al largo Gold con in mezzo alla pista Gubbio, sbaglia Gold. Numero 2 Gold curva. squalificato. Così al comando Gaudì Trio nei confronti di Glamour VF, all'esterno Gubbio. Poi Ginger Gad, partito bene dalla seconda fila, quindi Gloripan che scavalca un'incerta Gabriel Q Griff. Passa a condurre Gubbio, dopo 300 metri di corsa, senza colpo ferire, e battistrada e avanza allo scoperto Gloripan. 400 metri in 38, il figlio di International Money sulla curva di sinistra si staglia al comando, al suo esterno vede avvicinarsi la sagoma di Gloripan. Passaggio ai 600, 46,2, sul piede dell'1,17. Gubbio in vantaggio, in seconda posizione Gaudì Trio, di fuori Gloripan, terza in corda è Glamour VF che precede Ginger Gad. 800 metri in 1 minuto e 6 decimi per il leader che va sulla curva di destra in vantaggio, sempre in seconda posizione Gaudì Trio, di fuori Gloripan, in corda Glamour VF, quindi Ginger Gad e Gabriel Q Griff. Chilometro passato da Gubbio in 1,15,5. Leader continua in evidenza, sempre in seconda posizione Gaudì Trio, poi Glamour VF che sembra volersi affacciare quando siamo a 400 dalla conclusione. Retta opposta passata in 14,8 da Gubbio che è sempre in vantaggio, in seconda posizione Gaudì Trio, di fuori ora Glamour VF a metà della curva finale e all'ingresso ora dell'addirittura d'arrivo. Gubbio entra in vantaggio, Gaudì Trio nella sua scia, di fuori Glamour VF. Gubbio in vantaggio, prova a insinuarsi al suo interno Gaudì Trio, ma Gubbio è in controllo. Gubbio nel finale viene a vincere su Gaudì Trio, al terzo posto Glamour VF, 1,14,5. 59 gli ultimi 8, 29,3 gli ultimi 4. Tutto facile per Gubbio Roberto Vecchione, per il team Elert i colori di Raffaele Cirelli. Percorso di testa vincente per il figlio di International Money e Brebbia, che grazie anche alla rottura di Gold all'imbocco della prima curva è potuto andare a sfilare senza dover forzare i tempi e ha controllato agilmente tutti i tentativi dei rivali. Secondo Gaudì Trio, terza Glamour VF.